E i ventilatori danno refrigerio perché aumentano, provocano l'evaporazione del nostro sudore, quindi il risultato è un raffrescamento. Bisogna però stare molto attenti perché al di sopra di certi livelli di temperatura i ventilatori sono sconsigliati. Al di sopra dei 36-37 gradi, che sono una temperatura molto elevata, ma in questo periodo siamo stati abituati a sentire temperature ancora più elevate. Ieri a Palermo si sono raggiunti 43 gradi. Sopra i 37 gradi di temperatura percepita bisogna stare attenti e sono sconsigliati i ventilatori perché aumenta la perdita di liquidi, la continua evaporazione di sudore provoca produzione ancora di più di sudore e quindi la perdita di liquidi diventa considerevole e ci sono stati incidenti da un eccessivo consumo, cioè uso del ventilatore quando il caldo è molto forte.